Signore e signori, buonasera. A tutte e a tutti porto il saluto dell'Ateneo Veneto e della Presidente Antonella Magaraggia, che non può essere presente qui stasera. Un particolare benvenuto naturalmente va innanzitutto alla nostra socia, autrice del volume che presentiamo oggi, la professoressa Nelly Elena Vanzan Marchini onora l'Ateneo per una lunga attività di insegnamento e di ricerca, legata a un importante corso istituzionale, quello di Storia della Sanità, e ancora per una davvero considerevole mole di pubblicazioni scientifiche, tra cui la fondamentale raccolta in 5 volumi delle leggi di sanità della Repubblica di Venezia. L'elenco dei suoi lavori è assai lungo e raccoglie una serie di titoli. L'ultimo è quello che viene presentato oggi, che hanno Venezia e la sua storia e le sue istituzioni come punto focale di interesse, con particolare riguardo agli aspetti legati proprio alla storia della medicina. Un cordiale benvenuto rivolgo ai 2 illustri ospiti. Oggi l'ambasciatore Vattani ancora non è arrivato, ma insomma rivolgo un saluto anche a lui, che con l'autrice ci parleranno del volume L'isola di San Servalo, trame veneziane, allegre monache e matti da legare. Un titolo interessante già nelle sue premesse. Entrambi credo non abbiano bisogno di presentazione. Siamo davvero onorati di averli tra noi questo pomeriggio. Il professor Egidio Ivetic, ordinario di Storia Moderna all'Ateneo Patavino e socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, nonché direttore dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano presso la Fondazione Cini, ha dedicato approfondite ricerche alla storia del Mediterraneo e dei Balcani, in cui Venezia ha, come sappiamo, rivestito un ruolo di primaria importanza. L'ambasciatore Umberto Vattani è una figura di primaria importanza nella storia della diplomazia italiana, per ben 2 volte segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Per noi oggi, in particolare tra i tanti incarichi che ha ricoperto, per noi oggi come presidente della Venice International University rappresenta in qualche modo la nuova San Servolo. Da vecchio cafoscarino ho visto nascere e crescere questa prestigiosa istituzione internazionale di alta formazione che ha contribuito anch'essa alla rinascita dell'isola, un luogo che, come si vedrà, ha avuto un ruolo non secondario nella storia della sanità a Venezia. Il bel libro di Nelly Elena Vanzan Marchini ci illustra fin dalle origini più lontane la variegata storia di quest'isola, con un'eccellente documentazione, ma su questo naturalmente ci intratterranno l'autrice e i nostri graditi ospiti, che a nome dell'Ateneo sentitamente di nuovo ringrazio. Vogliamo vedere questo? Avete naturalmente i microfoni vostri. Io adesso mi metto in platea. Se comincio io poi. Sì, vuoi venire? Sì. Buonasera, è un piacere essere qui con voi. Io introduco e facciamo un dialogo sul libro. L'ambasciatore sta arrivando, ho avuto i soliti ritardi anch'io. Io mi scuso già da adesso perché anch'io devo rientrare, quindi poco prima delle 7 mi vedrete che mi alzo. Ma insomma abbiamo un bel po' di tempo per parlare di questo volume di Nelly Elena Vanzan Marchini, la cui operosità, ho visto i titoli, è veramente imponente e continua in questi ultimi anni. Proprio in questi giorni ci sentiamo per altre cose su temi a lei congeniali, pestilenze, epidemie, cose del genere, quindi, ma non solo quello, in sostanza, anzi, vagamente più della politica sanitaria che delle magagne. Venezia è stata una metropoli europea
i 140.000 abitanti del 400 era qualcosa di impensabile. Dopo è rimasta su quella cifra, vabbè, fino ai primi anni 70, e dopo sono arrivate tutte le altre che hanno raggiunto anche 1 milione, Londra e Parigi, ma ecco, quel 400 che è un po' come dire un secolo baricentro, no? nella storia di questa città, in cui Venezia diventa Venezia nel senso era già nota e stranota, però diciamo anche fisicamente assume questi contorni che noi viviamo e questi contorni che ci arricchiscono, che fanno parte del patrimonio culturale mondiale. Ecco, quella Venezia è stata una grande città che ha sperimentato con grande pragmatismo e capacità organizzativa, ha sperimentato forme di assistenza. È interessante questo, l'idea, no, dell'assistenza verso gli altri, no? Mi è venuto in mente proprio un flash di tanti anni fa in una trasmissione televisiva. C'era Romano Prodi, diceva l'America è bella, ma noi europei abbiamo gli ospitali, abbiamo l'assistenza. Questa dovrebbe essere una caratteristica non solo dello stato sociale, cioè di un prodotto del Novecento, però è una caratteristica delle società europee, almeno quelle più sensibili e più evolute nelle varie Italie, nelle varie Germanie, dunque quindi medievali e moderne, questa idea, insomma, dell'assistenza, del prendere cura del prossimo, del venire incontro, sicuramente legata alla tradizione cristiana, sentita in quella cattolica, però qui nel caso di Venezia c'è un connubio tra una dimensione religiosa e una dimensione sociale, se pensiamo alla numerosità delle confraternite, no? Che quindi è un modello profondamente sentito. Ecco, io tanto tempo fa, quando ho cominciato a studiare, mi hanno sempre impressionato le confraternite. Io sono istriano e ho cominciato a studiare. Ovviamente uno inizia con quello che conosce, l'Istria Veneta, e ho riscontrato un numero immenso di confraternite nel 5, 6, 700. Ho pensato che fosse una caratteristica così del mondo cattolico, poi ci vogliono tanti anni, tanti studi comparativi con altre parti d'Italia, con altre parti d'Europa cattolica, per poi riscontrare che è una caratteristica veneziana. Perché vi sottolineo questo aspetto istriano? Non perché provengo da lì, ma quanto il modello della metropoli, nel senso di capitale, ma non si dice capitale ma perché era dominante, poi si è diffuso nelle periferie. Nelle periferie del mare, il mare praticamente univa un po' di più. E quindi c'è dunque la gestione della cura dell'altro. Questo è un tema che Nelly Elena Vanzan Marchini ha affrontato attraverso tutta una serie di libri, dalla presentazione di documenti a veri e propri trattati, a libri attenti alla sensibilità nel passato. Ora nel volume su San Servolo, che aveva già pubblicato un volume su San Servolo anni fa, adesso l'ha ripreso del tutto in mano, e qui ci troviamo di fronte a una, come dire, tipica storia veneziana. Quindi Venezia è una costellazione di realtà, di isole, sestieri, poi dentro tutti questi mondi, e per dire l'isola così in generale, genericamente si dice un'isola, sappiamo che è un insieme di isole, ma ogni isola poi ha una sua storia, e l'isola di San Servolo, come accade, ha una storia millenaria. Io sono attivo su un'altra isola lì vicino, San Giorgio Maggiore, e quindi come storico lì attivo ovviamente ho anche scritto in breve una storia di San Giorgio, quindi insomma siamo 1000 anni
di continuità, ma effettivi, e così vale per tante isole, per tante realtà di questa costellazione veneziana. Sono sempre queste Venezie al plurale. E ciascuna di queste isole hanno più vite, più storie, e San Servo lo colpisce anche da questo punto di vista, no? Dunque anche qua la presenza dei benedettini, dunque l'isola all'inizio come luogo di rifugio, altrove i cenobi vengono collocati in posizione sicura, e qua la posizione sicura è essere su un'isola, insomma la laguna sappiamo bene tutti, e la laguna è quella specie di elemento difensivo, no? È connettivo e difensivo, parte prolungata della città. Ma nell'alto medioevo appunto la laguna permette di isolarsi e di proteggersi e di poter avere una vita il più possibile serena e dedicata alla contemplazione. Quindi in questo XXI secolo sta diventando sempre più cupo, e quando i tempi diventano cupi a tutti viene voglia di ritirarsi da qualche parte e staccare dal mondo. Ecco, i benedettini staccano dal mondo, bisogna staccare. Noi viviamo in un flusso di notizie, siamo dentro una confusione continua da quando ci alziamo, quando andiamo a dormire, e quindi tutti avremo bisogno di staccare. Non è facile, perché pensiamo sempre se stacco cosa succede, e non succede niente, tanto quindi il mondo va avanti comunque. I benedettini erano più saggi di noi, loro effettivamente staccavano e si proteggevano e si ritiravano in luoghi ameni per riflettere. Così nasce San Servolo, dopo nascerà anche San Giorgio e altri conventi, altri monasteri, altri cenobi. Questo dunque è l'avvio, e poi lascio ovviamente a Nelly e Elena la storia. Dunque più storie, dunque c'è una storia in cui abbiamo il monastero, dunque c'è un elemento ovviamente religioso, di distacco, di contemplazione, e poi abbiamo, come succede anche per San Giorgio, che diventa anche una specie di caserma, no? In un periodo, poi diventa ospedale, e in genere le isole erano, proprio ne abbiamo parlato in questi tempi, insomma le epidemie comportano la quarantena, l'isolamento. Ecco, prima del Covid tutto questo sembrava strano, però Nelly Elena aveva già scritto i libri. Io mi ero occupato così di passaggio negli anni ancora 90, all'inizio dei miei studi, proprio vedevo siccome studiavo il mare di Venezia, come queste linee sanitarie che era in grado di fare Venezia nel Settecento, mi parevano una curiosità. Quando è capitato il Covid ho capito il senso di quelle patenti. Mia madre non c'è più, ma nel 20 sì, allora quindi dovevo fare il tampone, la patente, la fede per poter attraversare il confine e andare in Istria. Era una situazione da Settecento, ma chi l'avrebbe mai detta? Quindi noi siamo finiti in una situazione, poi non è una situazione eccezionale, è una regola che Venezia tra i primi in Europa ha sperimentato, e poi quando la crisi avviene e l'emergenza c'è, quindi tutti torniamo a fare quello che hanno fatto per secoli, perché il pericolo era costante, no? Da noi tutti i filosofi a ragionare sullo stato d'eccezione, no? Quando il potere ti mette da parte, ma è legittimo, non è legittimo. Nel 5, 6, 7, ma nessuno discuteva che è legittimo. I provviditori della sanità, proprio leggevo in un saggio, lo sapevo, però avevo la conferma, insomma, avevano un potere talmente forte che neanche quelli che stavano sopra di loro, insomma, potevano sindacare, e quindi i loro giudizi erano inappellabili,
quindi un potere è effettivamente eccezionale. Vi ricordate sotto il Covid, ma si può, non si può, e quindi, altro che si poteva e nessuno discuteva. E quindi allora questa è sempre stata una grande città, ha bisogno di luoghi di isolamento, e i luoghi di isolamento sono le isole. E quindi le isole sono sempre state anche degli ospedali, e poi alla fine ospedali anche per le malattie mentali, per i matti, no, come si scrive, quindi i matti da legare, c'è anche nel titolo, qui nello spirito, insomma, del popolare, possiamo appunto dire, non è ovviamente un modo così tradizionale di intendere. Quindi nelle varie vite, ospedale, luogo di collocamento di profughi man mano che cadono i pezzi dello Stato d'Amar, dopo l'ultima guerra, il 14-18, ma non del Novecento, il 14-18 del Settecento, no? Alla fine ospita centinaia di soldati feriti, tanti anche muoiono, e poi diventa ospedale, poi gradualmente anche manicomio, e poi qui c'è tutta la storia anche delle varie istituzioni, poi diventa non solo l'isola prima, anche l'ospedale San Giovanni e Paolo, no? Era una sede. Poi abbiamo l'isola di San Clemente, adesso c'è un resort incredibile, anche quello era un edificio, anche quello un manicomio, anche quello lì, e poi gradualmente la storia di 1000 anni arriva al giorno d'oggi. Rapidamente, proprio negli ultimi 20 anni 20-30 anni viene tutto, qui anche prima, diciamo, però poi c'è la descrizione anche di altri luoghi, viene tutto, come dire, non dico abbandonato, dimesso letteralmente. E poi c'è la fortuna, aspettiamo l'ambasciatore, che è un po' come San Giorgio, che era anche messa malissimo, era una caserma. Qui anche San Servolo è nata a un'altra vita, e San Servolo ha una vita, diciamo, coerente con i tempi, molto interessante. È la sede della Venice International University, è un consorzio di università, non è una università, è una, visto che siamo a Venezia, una confraternita, come dire, di una confederazione di università con programmi specifici, ed è una, c'è la Ca' Foscari, c'è lo UAV, c'è anche questo. C'è la VU, no? La Venice International University, che porta lustro a questa città, e quindi è una storia che va a finire bene, tutto sommato, no? Quindi non finisce in non so quali speculazioni, ma diciamo in un aspetto, finisce con uno spirito, diciamo, creativo, dopo tanto tempo in cui questo luogo ha visto tanta sofferenza. Ecco, io mi fermo qui e do la parola a Nelly Elena, la ascoltiamo, magari ogni tanto commento un qualcosetta, e quando poi vediamo quando arriva l'ambasciatore. Mi scuso ancora se a un certo punto mi toccherà andare via. Grazie. Grazie a Egidio Ivetic, e anche perché ha anticipato un po' alcuni punti. Perché San Servolo? Dunque, molti anni fa, quando la provincia di Venezia ha restituito l'isola alla città, l'ha riaperta, facendo anche un mega restauro, mi aveva chiesto di scrivere la storia dell'isola. Feci una ricerca di un paio di anni, e poi scrissi quel libro che vi ho fatto vedere prima, San Servolo e Venezia, un'isola e la sua storia. Adesso mi dispiace che non sia arrivato l'ambasciatore Vattani, ma comunque anticipo quello che non so se poi dopo ripeterà. Mi aveva chiamato perché si celebrano i 30 anni della VU Venice International University. Come diceva Egidio Ivetic, quest'isola fortunatamente è diventata un grande fondaco della cultura internazionale, cioè anziché diventare l'ennesimo hotel, e anche in anticipo su queste scelte deprecabili, è stato utilizzato invece per attrarre 22 università, poi ne parlerà l'ambasciatore Vattani,
e fare dei corsi molto all'avanguardia. Ecco, quindi il concetto del vecchio fondaco veneziano, ma un fondaco non di merci ma di culture e di cultura. E quindi mi ha invitato a scrivere un saggio per un libro per le 22 università, eccetera. Io però gli ho anche detto, dico guarda che mi piacerebbe, e l'abbiamo scelto assieme anche questa alternativa, fare un libro agile, leggero, infatti è in carta uso mano, perché non un oggetto contundente né un libro da salotto da tenere e da sfogliare solo su un tavolo, proprio per restituire alla città, ai veneziani e al viaggiatore colto ed erudito, ormai ne vediamo pochi, che vuole appagarsi della storia della nostra città, delle nostre isole, per cercare di raccontargli più di un millennio di storia, le radici di una piccola isola. E allora vi faccio passare delle immagini. San Servolo è il primo insediamento benedettino in laguna. Perché? Perché scappano dai barbari. E pensate, questa è l'antichissima pianta di Paolino, secolo XIV, voi vedete San Servolo, è abbreviato, vicino a Sant'Elena, e proprio cercavano la contemplazione. Ma il santo da dove viene? Viene dalle terre di Egidio, perché San Servolo è un santo di origine di Cittanova probabilmente, di Capodistria, e c'è proprio passato il confine, c'è ancora la grotta in cui San Servolo che era piccolino, si ritirò per contemplare e per dedicarsi a Gesù. Questa grotta, che è un posto anche bello da vedere, non so se lo conosci, perché è un posto panoramico, ovviamente è chiusa. A un certo punto però il piccolo Servolo ebbe la visione di Cristo che gli diceva: torna a casa perché i tuoi ti cercano. Quindi lui torna, sulla strada del ritorno vede un drago che gli sbarra la via, lo segna con la croce e il drago muore. Ecco, vedete l'immagine di un vecchio manoscritto che è conservato a Trieste, e quella a sinistra invece è un bassorilievo che noi troviamo sulla chiesa dei Benedettini di San Servolo. E questa è invece il catino della Basilica di San Giusto, proprio perché è un santo triestino. Servolo assieme a Giusto campeggia in questo catino della Basilica, in questo bellissimo mosaico di San Giusto. Vedete quindi come quella nostra civiltà lagunare sia una civiltà frutto appunto di incroci, di fuggitivi, però anche contributi eterogenei. Ma l'importante è che questo insediamento benedettino, che aveva per scopo, la sua regola era ora et labora, ma questo labora non era nel senso solo materiale dell'arare il campo di trarre sopravvivenza, ma era anche opus nel senso creativo. E i benedettini di San Servolo esplicano la loro creatività, perché nella laguna non si sapeva come sopravvivere, non c'era acqua da bere, non c'era acqua potabile. Cominciano a recintare l'isola e creano un modello che poi sarà applicato modularmente in tutta la città. Perché noi abbiamo una città in cui, quando passiamo con un ponte da un'isola all'altra, noi abbiamo il modello delle antiche isole monastiche, con il pozzo centrale per l'approvvigionamento idrico, con tutte le case insieme. Non ci sono quartieri per ricchi e quartieri per poveri, ma c'è una mescolanza. Ecco, quindi il modello benedettino è interessantissimo, e l'isola diventa un riferimento per il ducato. Diventa anche un luogo in cui il potere politico trova degli esponenti che sono esponenti religiosi, che in realtà aiutano a far crescere quelle che sono le caratteristiche della Repubblica e del Ducato in epoche barbare. Pensate, uno dei primi documenti scritti, studiati da Luigi Lanfranchi e dalla Biancastrina e pubblicati, e risale all'819, è un accordo fra Giovanni, abate di San Servolo,
che si era adoperato perché a un certo punto i duchi avevano problemi col patriarca di Grado e con vescovo di Olivolo e dovevano stabilire i rapporti in laguna. Pensate, era gente che scappava, gente che si opponeva, Grado che si opponeva a Venezia, Aquileia che contendeva il potere, trafugavano santi e reliquie proprio per avere anche un predominio, diciamo, di immagine. E questo documento vede l'abate di San Servolo con i due partecipazi che gli riconoscono il fatto che si è adoperato per sostituire sia il patriarca di Grado che il vescovo di Olivolo, che erano insubordinati. E allora gli danno anche un grande appezzamento a Sant'Ilario, cioè un posto verso Padova. Quindi diventa questo luogo di Benedettini un luogo in cui il potere utilizza questi rami religiosi, che poi fra l'altro sono di figli cadetti delle famiglie nobili, e quindi li utilizza come censori. Tant'è che nel 1000 addirittura a San Servolo si riunisce segretamente Ottone III di Sassonia e Pietro Seulo II, perché diventa un luogo sicuro. Il giorno dopo aver fatto i loro accordi, ci sono tutte le accoglienze ufficiali in Palazzo Ducale. Quindi vedete, San Servolo è una piccola isola, ma è un microcosmo in cui si trova sia il macrocosmo veneziano, politico veneziano, ma si trovano anche le trame internazionali, si trovano i riflessi di quella vita che è una vita di contrapposizioni fra stati, fra potenze, che vede l'Occidente e il Mediterraneo come il campo di battaglia in cui Venezia sta crescendo. Ma ci sono anche le intemperie, ci sono le rotte dell'Adriatico contro Malamocco, ma c'è anche il fuoco. Nel 1109 ecco che il fuoco distrugge il convento delle Benedettine di San Basso. E allora si chiede ai frati di San Servolo, che ormai hanno un meraviglioso convento a Sant'Ilario, che sarà distrutto dalle piene, fra l'altro, dei fiumi, e chiede di lasciare alle povere monache l'isola. E questi così fanno. Le monache si trasferiscono, ovviamente il monastero perde di rilievo. Il passaggio dai maschi alle femmine è un passaggio non di secondaria importanza. E poi c'è il problema delle monacazioni forzate. Le figlie di famiglie nobili richiedono doti, e quindi quando nascono tante volte già il nome Suor d'Amore o Angelica o cose del genere segnano il loro futuro in convento con l'abito. Ma una volta che sono in convento sono monacate a forza, ma femmine per vocazione, e quindi ricevono e diventano dei castelli d'amore. E così è anche la storia del nostro convento di San Servolo. È un convento di clausura, vedete, questo è un bellissimo codice della Marciana, ma a un certo punto gode di cattivissima fama. E anche sulla rotta di tutti i barcaioli e di tutti i vari fruttarioi che vanno a scambiare le merci con la terraferma, che si fermano e fanno commercio sessuale con le monache. E allora come si fa a rilanciare ancora una volta a quell'epoca? E le reliquie dei santi sono un buon motore per invertire la tendenza di un monastero che sta ormai perdendo di credibilità. E quindi si va proprio un parente di Filippa Foscari, che è una di queste suore che aveva trasformato il monastero in senso molto mondano, si fa concedere l'omero di San Servolo, che è conservato a Trieste, un pezzo del santo per cercare di rinnovare la credibilità con processioni, ma anche e soprattutto con l'impegno delle monache a cambiare vita. Allora c'è l'innesto anche di suore povere, che quindi erano molto più rigorose, e ci sarà questa ripresa del monastero. Ma nel 1615
Le suore, il monastero ormai è un po' decrepito, ha bisogno di restauri, e le suore lasciano l'isola. È la Repubblica che si preoccupa degli edifici? Sì, se ne preoccupano perché deve risolversi un altro problemino, è il problemino dei gesuiti. All'inizio del 600 i gesuiti non si sono comportati bene durante l'interdetto, hanno parlato male dello Stato veneziano, insomma lo Stato li caccia via. E per far terra bruciata, che non ci siano problemi, cosa fa? Decide che il loro convento venga raso al suolo e di metterci le buone monache di San Servolo. È un modo per risolvere due problemi con un colpo unico. E quindi le buone monache si spostano lì. L'isola resta di nuovo in abbandono e ci sono però le disfatte che Venezia deve subire durante la guerra di Candia. E dopo le varie perdite cosa succede? Che lo Stato, la Repubblica, si trova a dover collocare le religiose che vengono da Candia, che scappano, sono di diversi ordini, non sa dove metterli, li mette a San Servolo e stabilisce una tassa per tutte le arti che verseranno un contributo perché siano alimentate le monache a Candia. Dopo le monache, ecco, grazie all'ambasciatore Vattani che arriva, mi fa molto piacere. Vieni, accomodati, grazie Umberto. E intanto che ti accomodi, allora grazie di essere venuto. E voi mettete. Allora cerco di concludere velocemente che così sono già arrivata all'epoca dei Fate Bene Fratelli, cioè l'isola è in abbandono e si decide che c'è bisogno di un nuovo ospedale militare. Si incaricano i Fate Bene Fratelli, che sono un ordine che viene da Milano, che ormai ha una grande fama nella cura degli infermi, e questi creano nell'isola l'ospedale per le milizie. Siamo all'inizio del Settecento e l'ospedale sarà attivo per tutte le milizie, quindi asseconderà tutti i rovesci militari, cercando di assistere e di curare e poi di rimettere in gioco di nuovo tutte le forze della nostra marina e le nostre milizie. Cosa interessante che nel Settecento c'è una nave per i condannati che sono condannati alla galera, ma in realtà nel Settecento saranno messi i pazzi furiosi. Invece i pazzi più tranquilli e pazzi ricchi, anche furiosi, saranno messi a San Servolo pagando una retta. E i pazzi poveri resteranno incatenati e poi, quando avranno risolto le loro furie, li rimettono nel contesto urbano. Mentre i pazzi agiati, ecco che vengono rinchiusi a San Servolo. Vi faccio notare che su questa nave ho già pubblicato un altro libro che ha lo stesso formato di questo, che anche questo è frutto di lunghi anni di lavoro e che è interessante perché è in tutte le immagini, in tutti i quadri del bacino e del Palazzo Ducale visto dal bacino. Ecco, nessuno sapeva a che cosa servisse e il dolore e la contenzione che esercitasse nei confronti dei rei e della pazzia. Quindi tornando a San Servolo velocemente, io poi passo di nuovo la parola al professor Ivetić, magari vi faccio scorrere le immagini delle bellezze dell'isola, perché l'ospedale aveva anche una spezieria. Questa spezieria servì tutta l'armata perché produsse le cassette medicinali per l'armata, perché i Fati Bene Fratelli furono concorrenziali. E gli spezieri veneziani non furono per niente contenti di questa concorrenza, tant'è che i provveditori della sanità, siccome avevano visto la convenienza e la qualità dei prodotti che fornivano a basso prezzo i Fate Bene Fratelli, fecero fare al Senato una seconda ordinanza, fecero prendere una seconda parte, come si diceva allora, in cui ci si impegnava a non correggere mai più
quella che era stata l'incarico ai Frati Benedettini di fornire i medicinali. Ecco, questo per farvi capire come ci si cercasse allora di mettersi a riparo anche dalle lobby. La lobby degli spezieri non era una lobby da poco. Queste sono le immagini del patrimonio molto bello di San Servolo, che adesso fortunatamente è confluito in parte a VIU, quindi a questo grande fondaco della cultura internazionale, che ci garantisce che anche quest'isola non subirà le stesse sorti delle altre, cioè di quella di diventare, come Saccasessola, Isola delle Rose, negando addirittura la sua storia perché deve essere un grande hotel, di diventare come San Clemente, isola di un magnate turco, che però non ci fa neanche visitare la chiesa, bisogna andare a pranzo a prendere un aperitivo. E quindi San Servolo invece ha il suo parco, ha le sue bellezze che attualmente sono fruibili. Ecco perché con l'ambasciatore Vattani avevamo scelto un libro che sia un'esperienza che si può portare, un libro che è in bianco e nero, ma perché? Perché in realtà le immagini a colori noi le possiamo vedere ormai nei nostri cellulari e le potete vedere anche grazie alle registrazioni che noi in Ateneo facciamo delle conferenze e delle ricerche su questi argomenti. Ecco, si tratta di percorrere le nuove strade della comunicazione, cioè quella non solo del parlare o della conferenza, quella dell'utilizzare YouTube, e ringrazio Giovanni Agliata di Montereale che consente di registrare dal Covid in poi le mie conferenze e anche altre conferenze. Ringrazio Francesco Costantini che è l'operatore che produce queste cose, perché consente di pubblicare dei libri leggeri che si possono portare in valigia o in vaporetto, che possono essere leggibili a differenza della carta patinata che dà fastidio perché c'è il riverbero. È una impresa che è una scelta, la mia, la nostra. Io dovevo fare appunto un saggio, ma penso che sarà utilizzato anche per il libro di rappresentanza, ma io ho voluto fare un libro, non un piccolo libro o un libretto, ma una piccola narrazione di una grande storia, proprio perché arrivi a più persone possibili, e l'ho dedicato agli abitanti insulari che vivono e difendono la dimensione anfibia di Venezia. Grazie. Certo, a me avrebbero da fare un po' di domande, ma io sì. Adesso lascerei la parola all'ambasciatore Vattani. Io ho fatto un'introduzione delle tante vite dell'isola di San Servolo, come capita per le isole veneziane. Questa isola ha una happy end in questi ultimi, dal 97 in sostanza, è vero, da questa lungimirante intuizione di quello che sicuramente viene ricordato come un grande presidente, che ancora non era il presidente, ma insomma era già un grande personaggio, Carlo Azeglio Ciampi, no? Quindi è questa l'idea di collocare sull'isola di San Servolo, per usare un termine veneziano, una confraternita di tante università, una confederazione, che è questa l'originalità anche della Venice International University. E quindi siamo qui con l'ambasciatore che ci spiega un po' com'è questa vita, cos'è questa iniziativa. Volentieri. È un grande onore, un privilegio parlare in questa prestigiosissima istituzione veneziana, e lo farò molto volentieri perché questo libro di Nelly Vanzan Marchini permette di sottrarre al tempo la memoria di quello che è successo in quell'isola. Io quando sono arrivato qui nel 2004-2005, ambasciatore, scusi, questo non si sente abbastanza, sì. Quando sono arrivato a San Servolo, perché il primo presidente, che era Carlo Azeglio Ciampi,
era stato eletto Presidente della Repubblica e non riteneva ovviamente di proseguire quell'impegno qui a Venezia di Presidente di un'università, sia pure unica nel suo genere. In questa università non si fanno scambi, non arrivano studenti e poi vanno via da un'altra parte per seguire programmi che loro non conoscono. I programmi li facciamo tutti insieme. E Ciampi riuscì a mettere insieme 5 università, 3 tedesca, francese e spagnola, e le 2 di Venezia, UAV e Ca' Foscari. Non ebbe tempo di fare molto di più. Quando io arrivai qui, sentivo sempre parlare dell'isola. Ah, ma questa è l'isola dei matti. E mi sembrava un modo curioso di descrivere San Servolo, perché Nelly Vazan mi aveva raccontato nelle grandi linee quelle che il professore Egidio Ivetici adesso ha ricordato, le tante vite di quest'isola. E quindi dissi, dato che arriviamo al 30° anniversario, quest'anno ricorre il 30° anniversario di questa università, chiesi a Nelly se non voleva pubblicare un libricino di quelli portatili che io posso consegnare agli altri rettori, agli studenti, in modo che se lo portino dietro come lettura nelle pause tra un vaporetto e un altro, o semplicemente tra un'istituzione culturale e un'altra. E Nelly disse subito di sì. E io mi accontentai di redigere soltanto la storia degli ultimi 30 anni, quello che era successo dal momento in cui Carlo Azeglio Ciampi decide di far sfuggire quest'isola a quel destino comune che ha ricordato un momento fa Nelly. Sono diventati quasi tutti alberghi, con l'aggravante che per esempio a San Clemente c'è una coppia perfetta della casa della Madonna di Loreto che non si può visitare, perché il proprietario chiude il cancello, non ci si può andare. Eppure quella ha un valore inestimabile. È stupenda questa, è una coppia perfetta, fatta con le sculture, con i fregi, con le varie decorazioni, e noi abbiamo fatto una macchina multimediale che consente, visto che non la si può più vedere, entrarci dentro, vederla più o meno dalle diverse angolature. Ebbene, arrivato lì, io trovai quest'isola di suggestiva bellezza, perché rispetto a tante altre, San Servolo ha un equilibrio notevole tra la parte costruita e la parte verde. E allora feci venire da Pistoia 10.000 tra arbusti, piante varie, a qualcuna anche di alto fusto, per una idea che mi era venuta. Perché quando si è nella prima parte costruita di San Servolo devi vedere la seconda, che è molto più in là, o addirittura la terza? Se piantiamo questi arbusti in maniera tale, tu ne vedrai solo una alla volta. Se sei nella prima non vedi né la seconda né la terza, e man mano che ti sposti scopri questa diversa costruzione che ti appare. È l'unica isola così. A San Clemente la parte costruita è molto vistosa e il parco è relativamente modesto, piccolo. Da noi no. E allora cosa abbiamo fatto? Nel 2005, ero da poco qua, invitai Michelangelo Pistoletto, un artista molto noto nel mondo, per venire con i suoi ragazzi e ragazze di Biella, questa sua istituzione, l'ha chiamata Casa dell'Arte. Li ha portati qui e sono stati per tutta l'estate da noi. E io dissi a Michelangelo, perché non lasci una traccia sul terreno
con un nuovo simbolo, con qualcosa che non avevi mai realizzato prima, qualcosa che però rappresenti un'innovazione profonda. E cosa fece Pistoletto? Inventò il doppio segno dell'infinito, cioè i 3 famosi cerchi, che simboleggiano l'armonia tra la natura, il primo cerchio, che lasciata a se stessa si sviluppa, fa qualsiasi cosa, è capace di moltiplicarsi. Il terzo cerchio è l'opera dell'uomo, che indubbiamente ha portato su questo pianeta delle cose belle, non si può negare. Noi non avremmo mai visto una scultura di Michelangelo o una di Bernini se non ci fosse stato un uomo a colpirla, così come le opere di architettura. Però cos'è successo? Che l'uomo, essendo per sua natura sempre avido, desidera sempre di più, ha finito per un po' mortificare la natura, ha distrutto diverse cose che la natura ci ha dato, tant'è che in una mostra che abbiamo realizzato qui col Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'ingresso abbiamo posto una sfera che è il nostro pianeta, ma a questa sfera gli abbiamo tagliato un pezzo. Che cos'è quel pezzo che manca? Quello che non si rinnova più, quello che ormai l'abbiamo perso per sempre. E per darvene un'idea, molti di noi avranno fatto l'esperienza, andando in macchina, soprattutto uscendo dalla città, di vedere il parabrezza pieno di moscerini, di insetti. Oggigiorno tu puoi fare 100 chilometri e non ne vedi uno. Che fine hanno fatto? Sono estinti. Ci sono molte specie che sono scomparse. Io da bambino ricordavo le lucciole in campagna, non le ho più viste. Le farfalle, che pure trovavi su un terrazzo, in un parco, sono rarissime, perché l'uomo è fatto in quel modo là. Distrugge un po' tutto e quindi se lo si lascia fare è veramente un essere che porta più distruzione che altro. E allora cosa ha fatto Michelangelo? Ha disegnato questo terzo cerchio al centro che è come il ritrovare l'armonia tra il mondo della natura e il mondo dell'uomo. Cioè comportiamoci in maniera tale. Questo simbolo che nasce a San Servolo, Michelangelo Pistoletto lo ha riprodotto in tutto il mondo, con degli specchi, con delle pietre, con gli aquiloni, con le barche in mezzo al mare. Sempre questi 3 cerchi, il doppio segno dell'infinito. Ma la prima intuizione l'ha avuta qui a Venezia, sull'isola di San Servolo. E quest'anno, d'accordo con Pietrangelo Buttafuoco, noi presenteremo un libro in cui ricordiamo questo episodio, questa nascita nel 2005 dell'estate di questo doppio segno dell'infinito. Perché cito questo? Perché una università, per quanto sia, avvia dei processi, non sta ferma. Una università rispetto a un albergo potrà migliorare le scale, potrà in qualche modo ridecorare le stanze, ma tutto si ferma lì. Un'università no. Noi abbiamo avviato a San Servolo delle cose che sono nate proprio lì. Abbiamo ricordato per esempio la Convenzione del Mare, Montego Bay, 40 anni fa, l'anno scorso. E dato che la definizione dei problemi del mare non è dissimile da quelle dello spazio, siamo andati avanti con la diplomazia dello spazio e abbiamo creato tra Venezia e Erice, un centro di Nino Zichichi che si trova in Sicilia, una scuola, una nuova scuola che consente per l'appunto di approfondire tra tutte queste diverse università questi temi globali. Ma poi siamo diventati più ambiziosi. Abbiamo detto Manuzio non è conosciuto, lo conoscono i veneziani,
perché ha lavorato qui, perché nel Cinquecento ha realizzato a Venezia la capitale del libro. Venezia nel Cinquecento pubblicava più titoli, 3 volte di più di quanti se ne pubblicassero a Roma o a Parigi. E allora siamo andati in Germania, l'Italia era ospite d'onore a Francoforte, alla fiera di Francoforte, e abbiamo portato Manuzio. E non vi sto a dire la sorpresa dei tedeschi. Ma come venite qui a dirci che Manuzio è più importante di Gutenberg? No, non togliamo niente a Gutenberg. Gutenberg ha inventato un torchio, ha messo le lettere una accanto all'altro, ma l'unica pubblicazione che ha fatto è la Bibbia di 42 righe. Ve lo immaginate un libro con 42 righe? Non è un libro portatile, è un incunabolo. Tu lo vai a leggere in un convento, lo vai a leggere in un castello, ma non è che te lo porti sotto braccio. Il libro che ha fatto Nelli risponde proprio al criterio di Manuzio, che rivolgendosi al lettore dice: senti, avrai delle pause, perfino a un comandante militare, tra un'azione e l'altra. Portati dietro uno di questi libri che ti distrarrà in quei momenti. Quindi Manuzio è stato un genio straordinario, poco conosciuto, tant'è che noi stiamo cercando, dopo averlo mostrato a Francoforte, di farlo girare per i 5 istituti di cultura italiani in Germania. Cosa dire? Io farei scorrere qualche immagine per dirvi come l'arrivo di questa università ha modificato l'aspetto esteriore dell'isola. Ho menzionato prima gli arbusti, le piante. Sono arrivati 3 tir da Pistoia perché costava molto meno e quindi l'abbiamo fatto venire da lì. Ma se posso mostrare queste altre immagini, vede, io faccio vedere ai nostri rettori questo. San Servolo era una barena, era qualcosa che emergeva a malapena. Ma sono arrivati i monaci e i monaci benedettini per primi cosa facevano? Avevano la regola ora et labora, che significa dedicati all'attività spirituale, ma usa anche le mani. E quindi è nata la coltivazione di erbe medicinali che, come ricordava Nelli un momento fa, sono state poi brevettate, perché Venezia inventò il primo brevetto. E noi facciamo vedere la stessa immagine di prima, perché ce l'abbiamo lì accanto, questa farmacia di cui siamo molto fieri. E poi facciamo vedere come da quelle barene, da quelle isolotti spogli, dove non c'era praticamente nulla, cosa i veneziani sono riusciti a fare. E quindi è soltanto un contrasto evidente tra la nascita di questo insediamento religioso e quello che è venuto dopo. E se andiamo avanti, io mostro il nostro primo presidente. Siamo molto fieri di avere un presidente che è diventato poi, era allora ministro dell'economia, ma diventò pochi anni dopo presidente della Repubblica. E allora abbiamo continuato il suo lavoro. Lui aveva messo insieme 5 università, 3 straniere, 2 di Venezia, ma a noi è sembrato troppo poco. E allora, come vedete, si è allargata enormemente il numero di queste università. Siamo arrivati a 22 e dovete immaginarvi che i programmi li facciamo insieme, seduti intorno a un tavolo. Ognuno propone un tema, se viene condiviso, colui che l'ha proposto viene a insegnarlo. Quindi noi abbiamo professori di tutte queste 22 università che partecipano alla definizione del programma comune. Non c'è un'altra università. Dato che le nostre sono tutte prestigiose, ce ne sono 6 di queste nostre che sono tra le prime 70 al mondo, usando la graduatoria, io credo fino a un certo punto alle graduatorie, però esistono. E se esistono bisogna pure fare riferimento. E noi abbiamo
6 di queste università che rientrano nei prime 70 al mondo. E quindi siamo molto orgogliosi di questo, vuol dire che attiriamo università, istituzioni di grande valore. E ve ne faccio vedere qualcuna. Riconoscete sicuramente Ca' Foscari, riconoscerete lo UAV, Duke University. Noi abbiamo 2 università americane, una delle quali è Boston College, quella dei Gesuiti, l'unica università negli Stati Uniti dei Gesuiti. Quindi, come vedete, noi siamo andati avanti moltiplicando i rapporti, accrescendo il numero delle materie e facendo in modo che questi nostri studenti e professori si innamorassero di Venezia, scoprissero che questa è una città unica al mondo. Anfibia, dice Nelli, certo, anfibia, ma non ce ne esiste un'altra. Certe volte sento dire anche Pietroburgo, ma non è vero. A Pietroburgo si va in giro con le automobili. Sì, ci sono tante isole, ma non è la stessa cosa. Venezia è unica sotto questo punto di vista. E allora vorrei dire che voi riconoscerete qui forse la numero 1 in Cina, di Pechino, da dove è uscito Xi Jinping, l'attuale presidente. Si è laureato in quell'edificio piuttosto pesante che vedete lì sopra, è uscito da lì. E voi vedete come a Monaco di Baviera abbiamo questa bellissima università molto antica che è una delle più importanti in Germania. Vado avanti rapidamente, ma voi vedete la varietà. Abbiamo degli centri di ricerca, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. E quindi a un certo punto noi siamo contentissimi di quello che è avvenuto. Siamo contentissimi di aver contribuito a sottrarre l'isola a quello che sembrava essere un destino comune. Ogni tanto viene fuori qualcuno che dice ma qui sarebbe un magnifico albergo. E voi potete immaginare qual è la nostra reazione. La difenderemo con le unghie e coi denti. E per darvi un'idea di come è cresciuto il numero, io sono arrivato nel 2004-2005 e vedete come è aumentato il numero delle università associate. Quindi non è stato nemmeno così difficile. Basta portarli a Venezia, spiegare loro cosa possono imparare qui, che in nessuno dei loro paesi possono neppure comprendere. E quindi noi siamo felici di questo e vorrei dire che questo libro che Nelly Van Zan ha fatto e per il quale io gli sono assolutamente grato, perché è un libro snello, è di quei libri che si mette in tasca e che però ti ricorda sempre. Guarda che quello che è scritto qui per San Servolo, Nelli l'ha scritto si può dire, per le 60 isole di Venezia. Tutto questo arcipelago è stato sede di nuove ricerche, di nuove funzioni, di lazzaretto, di azioni di prevenzione per la salute. Cosa non è accaduto qui a Venezia? Il Green Pass, quando ho visto la collezione che ha Nelli, il Green Pass che sembrava un'invenzione di 2 anni fa, ma qui a Venezia la usavano già alla fine del 400, nel 500. Quindi una straordinaria capacità di prevedere, evitare che ci fossero dei problemi, badare alla salute dei cittadini, perché contrariamente a quello che c'era nel resto dell'Europa, dove erano tutte monarchie, nelle monarchie il cittadino non è un cittadino, è un soggetto. E quindi se vive o non vive, se va fuori o non va fuori, se lo appendono a una forca o meno, cambia poco. Ma Venezia no, è sempre stata una repubblica e quindi teneva alla sua popolazione, che considerava giustamente la cosa più preziosa, quella che gli consentiva di avere rapporti con tutto il mondo, di essere quella più informata presso le corti europee e quella che ha destato l'invidia di tutti.
Io ricordo quando ero al Ministero degli Esteri, ero entrato da poco, mi dissero che bisognava preparare la visita di De Gaulle, del generale De Gaulle che veniva in Italia. E mi accorsi che i miei colleghi francesi non si preoccupavano tanto di quello che avrebbe fatto a Roma. Sì, sapevano più o meno quello che sarebbe accaduto. Ma quello che voleva vedere è capire come una città nata in quel modo, anfibia, era diventata in 2 secoli, 3 secoli, una potenza marittima capace di affrontare l'impero ottomano. Ecco, questo è straordinario. E allora vorrei dirvi che una delle ultime università che sono venute è quella turca. E io sono stato felicissimo di portarli al Fondaco dei Turchi, fargli vedere le bandiere che i veneziani hanno portato via ai loro eserciti, alle loro navi e che sono esposte alla Marciana, perché quello dà la grandezza di Venezia. E posso dire che è stata per me una gioia vedere con quanta commozione loro risalivano a episodi di questo tipo. Quindi Nelly, grazie mille. Professore Egidio Ivetic, di cui io leggo veramente con grandissimo piacere e sempre con grande interesse i suoi libri sul Mediterraneo, vorrei dire che siamo veramente in un momento felice e ringrazio moltissimo Nelly per aver portato a conoscenza di tutti noi, perché non è vero che si sanno molte cose, non è vero. Quella frasetta, questa è l'isola dei matti, l'ho sentita raccontare troppe volte per pensare che fosse un caso. E finisco con questo. Un governatore dell'isola che si chiamava Cesare Vigna, quando Giuseppe Verdi volle presentare alla Fenice La Traviata, andò a teatro. Fu un fiasco terribile, ma come Cesare Vigna spiegò a Verdi, non è mica colpa delle arie che sono bellissime, non è colpa della tua composizione che è meravigliosa, è che quelli che suonavano erano dei cani e poi quelli che cantavano erano anche peggio. E quindi sottrasse Verdi alla depressione. Fece anche di più, raccolse in un anno abbastanza soldi per organizzare una nuova rappresentazione, era il 1853, e l'anno dopo 1854, e Verdi finalmente vide il successo di questa straordinaria opera che gli era stato negato un anno prima. Quindi dobbiamo ringraziare anche Cesare Vigna, che è stato uno di quelli che ha curato i malati, gli internati, pensando alla musica, perché era convinto che la musica curasse molte di queste malattie nervose, aiutasse a superare i momenti difficili e in qualche modo gli ridesse loro la serenità, quella che a noi non manca. Sono felice di vedervi così numerosi e vi ringrazio veramente, pregandovi ancora di scusarmi per il ritardo, ma il treno non lo guidavo io. Ecco. Grazie mille. Grazie. Ringraziamo sentitamente l'ambasciatore e tanti complimenti per questa iniziativa che rende Venezia ancora più grande. Grazie ambasciatore. Grazie a Nelly e Elena Van Zan, che ormai ha alle spalle una biblioteca e che è un'altra tessera per questa storia culturale di questa città che è straordinaria. Grazie a tutti voi, grazie. Ecco, io volevo ringraziare moltissimo sia Egidio Ivetic che l'ambasciatore Vattani per questa presentazione stupenda.
e non avrei potuto sperare di meglio. Volevo chiedere all'ambasciatore Vattani, visto che ha parlato di queste riunioni, di tutte queste università, di queste tematiche, se per noi veneziani poteste affrontare una tematica che adesso ci sta veramente tormentando, e che è quella di Venezia, capitale delle insularità. Perché noi stiamo parlando dell'isola di San Servolo, ma Venezia è un arcipelago e recentemente proprio il governo italiano nella Costituzione, all'articolo 119,6, ha inserito il compito che si è assunto di abbattere quelli che sono gli svantaggi dell'insularità. Ora si sta applicando questo articolo, e però ci sono molti che vogliono escludere Venezia dal novero delle isole, perché c'è il ponte. Ma noi siamo la quintessenza dell'insularità, non solo a San Servolo, a San Clemente, al Lido, ma a Venezia noi ci spostiamo per acqua e a piedi. I nostri ponti sono l'esaltazione dell'insularità, perché collegano un'isola con un'altra, ma non è che trasformano Venezia in terraferma. E invece la cosa veramente preoccupante, culturalmente devastante, è questo atteggiamento di una città metropolitana che allarga sempre di più i suoi confini e che considera Venezia come il centro pedonale della città metropolitana. Quindi negando quella che è la caratteristica anfibia. E questa è una negazione culturale che è spaventosa. Ecco perché io ho dedicato questo libro ai veneziani insulari, perché non esistono veneziani nativi, non ci sono mai stati a Venezia, ci sono sempre stati i veneziani residenti, i cives, i quali erano riconosciuti come fondamentali dello Stato veneziano. Ai cittadini veneziani veniva garantito l'accesso agli uffici, quindi la gestione dell'amministrazione. Perché? Perché erano legati al territorio, perché lo difendevano, perché è un territorio, come diceva l'ambasciatore Vattani, che è difficilissimo da gestire, perché è questo misto di acqua e di terra in continua trasformazione. E quindi i cives, che non erano patriziato, non erano popolo, ma erano la classe degli impiegati, di chi gestiva gli uffici. Ma quindi anche questa organizzazione era derivata dalla percezione dell'habitat, ovvero dell'insularità, che è stata difesa per secoli, mantenendo sia gli equilibri con l'Adriatico che cercava di trasformare la laguna in mare, sia con i fiumi che cercavano di interrare la laguna. Quindi io chiedo se veramente l'ambasciatore Vattani, che ama così tanto Venezia e che sta facendo tanto per l'isola di San Servolo come grande fondaco della cultura, ma quindi per Venezia, se non sia questo uno dei temi sui quali focalizzare l'attenzione di tutte queste università e cercare di creare un dialogo con questo Stato italiano che è attento alle insularità, ma che purtroppo è disattento a quelle che sono le peculiarità della città, condannandoci ad un futuro che è un futuro di isola pedonale e di speculazione puramente alberghiera. Grazie. A questo riguardo vorrei invitare tutti loro a vedere da noi, alla Venice International University, una macchina multimediale che abbiamo fatto fare. L'oggetto cos'è? Navigare l'arcipelago di Venezia. È solo l'arcipelago, cioè sono le 62 isole che hanno fatto la Serenissima. E questa macchina è talmente piaciuta che adesso il comune la porta all'Expo Universale di Osaka. È già partita, starà lì fino a metà aprile, ma poi torna a Venezia. E allora vorrei dirvi che per noi sarebbe una gioia se veniste in piccoli gruppi o come volete voi a vedere questa macchina che fa vedere come sono nati gli insediamenti religiosi, qual è stata la politica dell'accoglienza nei confronti
degli ortodossi, dei greci ortodossi dopo la caduta di Costantinopoli, l'accoglienza degli ebrei, l'accoglienza degli armeni e poi l'accoglienza di ospiti illustri. Abbiamo ritrovato molte macchine che erano state costruite anche da Palladio quando Enrico III, re di Francia ma anche re di Polonia, venne qui in visita ufficiale. E quindi voi vedrete con questi vecchi documenti come fu accolto e come i veneziani si organizzarono. C'è poi un altro capitolo, cibo e acqua. Ci sono delle soluzioni ingegnosissime per far girare per esempio i mulini. Riempivano un'area di acqua quando veniva l'alta marea, chiudevano e quando usciva faceva girare la mula. Quindi ci sono delle cose che noi abbiamo ritrovato e che si vedono molto bene in queste immagini e sarei felicissimo se tutti loro volessero una volta fare questa gita a San Servolo e venire a vedere questa macchina. La organizziamo sicuramente e abbiamo raccolto anche le vostre adesioni. Se c'è qualche domanda. Non ci sono domande? Allora il libro uscirà nelle librerie, non è nelle librerie attualmente perché ci sono stati dei ritardi nella filiera della pubblicazione, ma uscirà diciamo entro il mese prossimo. Quindi grazie a tutti di essere venuti.